Autostart in movimento per la settima e la terza prova del Challenge Roberto Andreghetti, una prova di categoria B e C per cavalli anziani. All'1 Corcovado Matteo Legnani, 2 Africa Jet René Legati, 3 Brigitte Rock Roberto Vecchione, 4 Brest dei Greppi Carmine Piscuoglio, 5 Demon dell'Est Antonio Di Nardo, 6 Diamond Francis Andrea Farolfi, in seconda fila 7 Back on Top Giuseppe De Filippis. Macchina che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Partiti con grandissima lotta per il comando, il più veloce è Demon dell'Est che prova a scavalcare Brigitte Rock, all'interno c'è Africa Jet e anche Corcovado che si è lanciato a tutta in bocca della prima piegata con l'errore da parte di Corcovado, va a sfilare subito numero 1 Demon dell'Est, Corcovado, si presenta al largo squalificato. Diamond Francis che è partito bene e punta subito in avanti, in corda c'è Africa Jet, poi Brest dei Greppi, quindi Brigitte Rock, alla retroguardia Back on Top. 14.3 per il lancio e Diamond Francis fa subito sentire la presenza esterna a Demon dell'Est che non vuole esagerare, lascia sfilare l'avversario dopo 27.7 per i primi 400 metri di corsa sul piede dell'1.9.2. Diamond Francis che è partito a tutta e ora prende l'anda in avanti, 42 per i primi 600 di corsa, passaggio davanti alle tribune con Diamond Francis al comando, seconda posizione per Demon dell'Est, la terza per Africa Jet, poi Brest dei Greppi inizia a risalire, Back on Top, alla retroguardia rimane Brigitte Rock, 56,4 per i primi 800 metri di corsa con Diamond Francis che si mantiene in nettissimo vantaggio nei confronti di Demon dell'Est che fa fatica ad andargli dietro, tanto che sposta dalla terza posizione Africa Jet, 1.11,7 il chilometro da parte del leader Diamond Francis che si mantiene in vantaggio non meno di 10 metri nei confronti di Demon dell'Est, di fuori Africa Jet che però non progredisce, terza ruota per Back on Top, in corda sempre Brest dei Greppi quando siamo a metà della piegata conclusiva e Diamond Francis ha sempre quei 10 metri da gestire nei confronti dei rivali, 15,1 per la piegata, in vantaggio Diamond Francis, Brest dei Greppi che prova a venire a farla arriva, in vantaggio Diamond Francis che cala nel finale, Brest dei Greppi che prova ad arrivare, Diamond Francis però che vive sul vantaggio acquisito, Diamond Francis che si salva nettissimamente da Brest dei Greppi, poi ancora Demon dell'Est, 33 ad arrivare, 1.12 il ragguaglio cronometrico, d'altronde era andato fortissimo nella prima metà di gara, non poteva arrivare altrettanto forte, cioè 33 ad arrivare, ma Diamond Francis conferma lo stato di forma al top. Andrea Farolfi perfetto per Walter Zanetti che lo ripresenta ancora una volta al meglio, i colori di Gaetano Lallicata, il successo per Diamond Francis nei confronti di Brest dei Greppi che è buon secondo, si rivede al top della forma, al terzo finisce Demon dell'Est. La vittoria però è tutta per Diamond Francis, Andrea Farolfi, Walter Zanetti, Gaetano Lallicata.